Siamo? Benvenuti in diretta, non siamo nella cabina di Unica Radio, ma siamo a Parigi in compagnia di Maurizio Congiu. Ciao Maurizio. Ciao a tutti. Allora Maurizio, oggi siamo incontrati per fare una chiacchierata di musica, per raccontare un po' il tuo percorso artistico. Hai suonato fino a poco fa? Ho suonato fino a poco fa con un trio in un hotel. È un po' quello che faccio ogni settimana, di sabato e domenica abbiamo questo appuntamento fisso in un hotel dalle 15 alle 18, quindi suono con questo trio sempre ogni settimana. Tu arrivi a Parigi quanto tempo fa? Arrivo a Parigi 5 anni fa per fare una scuola di musica che è il CMDL, il Centre Musique di Dieppe. E niente, che è un po' la scuola che mi ha cambiato la vita. Adesso ci arriviamo al perché poi questa scuola gli ha cambiato la vita, perché tu sei comunque un musicista che inizia a suonare il contrabbasso in Sardegna, tra l'altro hai lavorato in diversi progetti. Ho iniziato a suonare il contrabbasso, a studiarlo in Sardegna, ho studiato classica in Sardegna e poi... Ti ricordo nei Rachia per esempio. Nei Rachia, nella contrabbanda. Nella contrabbanda, salutiamo Emanuele Contis. Se c'è. Sì che c'è, ciao Manu. E niente, poi ho altri progetti. Qua ci portano da bere e mettono le birre di fronte alla telecamera. Salute. Facciamo un brindisi. Alla Santé. Alla contrabbanda. E quindi inizi... Saluta Sam Solai. Ciao Sam. Salute Sam. Sam, beviamo un sorso per te. E quindi inizi a collaborare comunque con delle formazioni sarde e poi... Sì, ho suonato anche con Alberto Sanna, ho anche registrato un live all'FBI e poi niente, poi sono partito perché ho finito il corso di classica in Sardegna e pur lavorando abbastanza avevo bisogno di conoscere il jazz, di imparare bene questa musica e ho sentito il bisogno di partire. Ecco, arriva il bisogno di partire, di lasciare comunque un'isola che noi, soprattutto noi sardi, adesso non per fare campanilismo, però noi sentiamo molto profondamente. Sì. Arriva la scelta di arrivare in Francia. Come arrivi in Francia? Ci arrivo perché c'era da prima un mio amico che è Matteo Gallus, violinista, con cui la suonavo nel Rachia, che ha scoperto questa scuola, il CMDL, perché è una scuola dove si studia anche il violino jazz, perché il prof principale è Didier Lockwood, quindi Didier, grande musicista francese, l'allievo di Grappellini. Di Stéphane Grappellini? Sì, Didier Lockwood è uno dei grandi... E quindi niente, poi in questa scuola io guardai i musicisti che insegnano e tutto, e dicevo ok, lui mi diceva è bellissima la figata, quindi cosa ho fatto? Ho fatto un mini corso nell'aprile dell'anno prima, che era un po' l'audizione per entrare a scuola. E niente, mi presero per incominciare a settembre. Si sta muovendo. Abbiamo Jaime che ci fa da cameraman. E niente, lì sono cominciati 2 anni in una scuola completamente immerso nella musica, perché si iniziava alle 8 del mattino, 8 e mezza iniziava la scuola. Ma con la lingua com'è andata all'inizio? Il primo mese è un disastro. Faccio un esempio. Già il primo giorno era un disastro, perché poi qui c'è la bis, no? Qui tutti fanno la bis, anche se non mi conoscono. Io guardo Jaime perché cerco conferme. È vero, no? E quindi tutti si avvicinano a te e ti danno ti fanno la bis e tu immagini la scuola da 60 allievi che tu non hai mai visto e tutti ti sono da noi si usa dare il bacio quando si conosce la persona, non quando non la conosce.
E poi per la lingua un disastro perché il primo mese io avevo studiato francese a scuola, ma il primo mese loro usavano tutte le battute, i loro modi di dire, anche i professori facevano delle braghe, delle contropetti, quindi giocavano con le parole e non capivo nulla. Poi piano piano il fatto di essere immerso completamente nella scuola e soprattutto con i francesi mi ha fatto capire. Ho incominciato a sognare in francese, me lo ricordo. Sognare in francese. Qualche giorno fa su Unica Radio c'era ospite Marina delle Lilies on Mars e il titolo dell'intervista che appunto abbiamo fatto con lei è Sogno in inglese. È importante sognare in francese per te? Significa che hai acquisito una lingua che Significa inizia che ad appartenerti in questa realtà. Sì, significa che capisco quello che succede a fianco a me, sì, certo. Poi il fatto di essere stato in una scuola è diverso perché mi ha aiutato, io i termini musicali li sapevo già, quindi mi aiutavo, facevo ok, loro stanno facendo questo. Poi dopo un mese è andata. Com'è la vita di un musicista, di un contrabbassista soprattutto? Perché si parla comunque del contrabbasso. A Parigi. Allora, prima di tutto ti devi comprare un rottino. Perché altrimenti è un casino. Perché qua fai chilometri col contrabbasso. Anche se io sono venuto in macchina, poi ho preso un'altra, mi si è rotta la macchina, ho dovuto comprare un'altra macchina qua, però uno dei primi acquisti era comprare un rottino perché fai chilometri a piedi. Quando sei in metro devi farti il metro, se no anche per venire da voi lì ho una macchina parcheggiata a 100 metri e cammini col contrabbasso. Sì, perché io sono arrivato questa mattina a Parigi, poi ci siamo sentiti con Maurizio e abbiamo trovato il modo poi di incontrarci. Ora siamo qui in un bistrò, lo possiamo definire un bistrò, che ci ha ospitati per fare questa intervista e appunto anche questo è stato il modo poi per incontrarci e appunto ha parcheggiato un po' lontano da qui, quindi il ruotino è fondamentale. Sì, anche perché è un casino il parcheggio a Parigi, quindi anzi oggi domenica è un po' più facile però. Sì, io sono qui con Jaime che fa le riprese, mi ha portato a visitare dei posti e mi ha detto goditeli oggi che è domenica, perché poi gli altri giorni sarà un po' più complesso. Cadono le forchette nel frattempo, ma anche questo è musicale, in qualche modo. Una domanda interessante che poi voglio chiedere da tanto tempo: come vedi la tua isola oggi da qui, da Parigi? Allora, sicuramente i sardi si attaccano un sacco, li do un sacco alla Sardegna perché poi in Sardegna ho incominciato ad amare il jazz. Perché Chi è stato sono stati i seminari di Nuoro Jazz, come penso un sacco di musicisti in Sardegna, perché io avevo 21 anni e ho incominciato a suonare il contrabbasso che avevo 20, diciamo ai 20 mi sono avvicinato a quell'età tardi, perché qua a 20 anni sono già tutto, invece lì a 20 anni cominci e ero andato a fare i seminari di Nuoro Jazz. Era la prima volta che vedevo Francesca Corria, per me erano dei miti, li vedevo come quelli che stavano. La salutiamo. Ciao Franci. Di qualcosa dei pischi. Chiedigli qualcosa dei Luca Caboi, mi Ciao Luca. Perché era il primo gruppo che fecimo insieme con Luca, perché veniamo da Doriano Rastiglio. Ok. Vabbè, lo salutiamo, ciao Luca, adesso risponderà alla tua domanda. Che ti dico? A Nuoro mi ricordo benissimo della prima jam station che vidi, che rimasi folgore. Mi ricordo Marco Trambolini alla tromba, Il compianto Marco Trambolini. c'era Paolo, c'era un sacco di super musicisti che io magari non conoscevo benissimo allora, però mi rimase impresso, primo Nuoro Jazz. Lì hai capito che volevi fare veramente un musicista? L'avevo capito prima, l'avevo capito perché io ho avuto la fortuna di lavorare all'Anfiteatro Romano come ristoratore all'Anfiteatro, nel bar, e lì feci 2 anni che vedevo solo musica d'estate
quindi ho visto un sacco di concerti, di Sting, un sacco di cose. E lì dissi, ma io volevo essere lì, da quella parte qua, da questa parte, voglio essere dall'altra parte del palco, dell'anfiteatro. Io voglio starci sul palcoscenico. Tornando poi alla domanda che ti facevo prima, io mordo, nel senso che poi non mollo la presa. Però come vedi la tua isola oggi da qui, dopo tanti anni di esperienza qui in Francia, ci sei da 5 anni, però oggi quando tu torni che scena musicale trovi? Allora, sicuramente ho visto che in questi ultimi anni è cresciuta, perché sono nati due jazz club che fanno della musica, non so se la facciamo ogni giorno, ma fanno un sacco Hanno di una programmazione molto importante. una programmazione. Sono riuscito a suonare al B-flat 2 anni fa, mi sembra, con un gruppo di francesi. Con un gruppo di francesi che ho conosciuto nella mia scuola, eccetera. Come la vedo? Vedo che sta crescendo un sacco, vedo che c'è un sacco di musica, la vedo bene. Non so se il fatto è questo, se mi faccio la domanda, torneresti in Sardegna per vivere di musica? Questa è già una domanda che gli volevo fare e me l'ha anticipata. Ecco, qua direi no, ma perché qua faccio un sacco di cose che magari lì in Sardegna non potrei fare. Per esempio, qua come si conoscono i musicisti a Parigi? Vai alle jam session, conosci le persone, ti conosci, sono con loro, fai delle sessioni a casa o in sala prove. Ogni giorno, la giornata tipo è così, ti svegli, hai la sessione di mattina con delle persone con cui o devi fare un progetto o no, ma è solo magari anche solo per suonare, che è una gran cosa, perché loro ti portano dei pezzi scritti da loro, tu porti qualcos'altro, è un lavoro, vai sempre avanti, poi hai le sessioni, magari dei progetti con cui devi fare i concerti, la notte, eccetera, eccetera, e vai avanti così, suoni ogni giorno. E in Sardegna... Questo comporta una crescita. Ah, ma assolutamente, anche per qui suoni non c'è probabilmente da noi. Cioè, nel senso, le occasioni ci sono, però forse non c'è questa ma continuità. qui c'è un sacco di gente in più, capite? È quella la cosa. Per esempio una delle cose più grandi che sto facendo adesso, ho conosciuto un contrabbassista cubano, era in una jam session, a lui che animava la jam session, sono andato a fare la jam session, siamo rimasti in contatto. Scusate, chiedo alla regia di inquadrarci un po' meglio perché siamo un po' tagliati. Vabbè, così va benissimo. Così è bravissimo, lo fa anche di Bravo mestiere, Jaime, io. grazie. Ma lui lo fa di mestiere. Allora, conobbi questo contrabbassista cubano, Damian Nueva, super contrabbassista cubano. Parlammo così come stiamo facendo noi. E un giorno mi arriva un messaggio e mi scrive nel messaggio: Maurizio, mi devi assolutamente fare un favore, io devo partire a Cuba per una settimana, mi serve un sostituto per la radio, per Radio France. E io ho detto, Parliamo di Radio France. e lì ho detto, sì, ma per che progetto, per cosa? Perché poi Radio France fa paura. E lui mi dice, guarda, la cantante marocchina con cui lavoro, che è una super cantante marocchina, e da lì a una settimana io mi dovevo preparare 4 pezzi da suonare in radio, ma suonare senza prove, cioè andare lì e suonare, stop. Con loro gli altri musicisti che hanno dato piena fiducia alla mia nuova, perché non mi conoscevano. E qua poi queste cose succedono qua. Senza prove, senza niente, cioè mi hanno detto i pezzi sono questi, sono indecisi su 6 pezzi, ascoltateli, provateli e poi vieni là e radio lo fai. Io sono andato, loro avevano un concerto il giorno prima, andai a sentire le loro prove per quel concerto. È successa una cosa che mi fece ritornare a casa subito a studiare molto velocemente, perché ti avevo anche detto,
Loro sono musica del Marocco, principalmente world music, e c'era un percussionista suonava, diciamo, suonava fortissimo, e nella pausa io lo vidi e dicevo, lo conosco, ma non sta a Parigi, non so chi sia. 3 minuti, 3 secondi. 3% di batteria. Ah, ok. Cosa succede? Io gli chiedo come ho lavorato un sacco di tempo all'anfiteatro, pensavo di averlo visto lì in qualche festival oppure in un festival in Sardegna. E quindi gli chiesi, ma sei mai venuto in Sardegna a suonare in qualche festival? E lui mi dice, ah sì, in Sardegna sono venuto con Sting. Con Sting. E lì avevo fatto la stessa faccia che hai fatto tu, e ho detto, ah, con Sting. E io lì ho capito che lo conosco dai video di Sting, non perché l'avevo già visto. Quindi quel rendezvous era... E quindi il rendezvous era tornare dopo a casa a studiare immediatamente. E questo per dirti, qua queste cose possono succedere. Cosa che invece è un processo molto più complesso, non dico impossibile. No, non è impossibile, ma è molto più lento e complesso. Ma cosa credi che sia l'insularità? Per te l'insularità è un valore, un limite? Ne ho parlato con tanti musicisti. Tutti e due, perché è un valore, perché comunque sia in la tua sardità la porti qui a Parigi. Sì, c'è sempre anche la coppola adesso. Sì. No, vedo che siamo diversi, ma è un modo di vivere completamente diverso, la qualità della vita, la roba da mangiare, è una cosa diversa. Vero. Ma a breve termine credi di poter... Ci saluta Paolo Piga. Ciao Paolo! Tu a breve termine pensi di tornare? No, perché qua poi c'è un sistema per le artistiche che è bellissimo, che si chiama Intermittent Spettacolo, e quando ci entri dentro lo vuoi tenere, perché è un sistema che... Come funziona? Funziona che in un anno tu devi garantire un tot di concerti, chiaramente tutto in regola. Questo chiaramente facendo prima delle iscrizioni al Pôle emploi, che sarebbe l'ufficio di collocamento della Francia, ma c'è una sezione che è Pôle emploi Spectacle, dove si iscrivono tutti gli artisti, quindi i musicisti, gli attori, tutti i tecnici di teatro o della televisione, tutte le persone che lavorano nello spettacolo si iscrivono a questo centro di collocamento che si chiama Pôle emploi, e poi loro tramite delle associazioni pagano le tasse dicendolo tra parole molto povere così. Però cosa succede? Che se tu garantisci un tot di concerti in un anno, lo Stato ti aiuta, ti dà un sussidio mensile per tenere il tuo livello di vita abbastanza alto, decente. E questo può essere da un minimo di 1.000 euro al mese o a un massimo di 3.500 al mese? Al mese. Stiamo parlando di cifre comunque fuori dalle nostre... Qua abbiamo il regista Jaime che appunto ci fa dei segni, però effettivamente è così, ma si tratta comunque di cifre improponibili per noi. Beh, è diverso perché poi non è facile avere questo, devi stare dietro, io per esempio ci sono entrato 3 anni fa in questo sistema e sono abbastanza contento, ho la fortuna di lavorare molto, ma anche per i francesi non è facile, anche per i musicisti in generale non è facile, ma quando ci entri dentro funziona bene. E poi è meritocratico, cioè vuol dire che più concerti fai, più hai dei soldi, più hai dei cachet, quindi dei buoni cachet, più avrai un buon tornaconto dello Stato economico.
Raccontaci cosa sta accadendo nella tua vita discografica. La mia vita discografica. Adesso sto mixando un piccolo album in duo con Sara Longo, che è una cantante che saluto succede. Ciao Sara. Con cui fare un concerto fra un mese al Sunset. Sto mixando quello e poi più che altro sto scrivendo. Stai scrivendo tanto qui? Sto scrivendo, mi sono rimesso a scrivere un repo. Qua significa anche cercare musicisti con cui leghi di più musicalmente. E penso di averne trovato due. Devo fare una sessione di prova per vedere soprattutto perché sono super musicisti e devo vedere se loro sono interessati alla mia musica. Audio che vi posteremo qua sotto, quindi qua sotto avrete il link. Intanto noi da Parigi vi salutiamo, facciamo un brindisi per voi, cin cin, appunto vi salutiamo tutti, magari se non abbiamo potuto rispondere a qualcuno ci dispiace. Continuiamo a berci un po' di birra, a chiacchierare di musica, che poi è veramente il sale della vita. Ciao a tutti. Ciao.